indicazioni per AstraZeneca ritarderanno la campagna vaccinale, così il presidente di AIFA Giorgio Palù, che giudica efficace il richiamo con un vaccino diverso e dice sì alla somministrazione agli adolescenti. Presentato questa mattina a Palazzo Balbi dal presidente Zaia il comitato tecnico strategico di Veneto Sviluppo, che avrà il compito di pianificare l'economia regionale nella delicata fase del rilancio. Ancora un incidente mortale nel tratto dell'autostrada A4 tra Porto Gruaro e San Stino. A perdere la vita un 45enne originario di Valdobbiadene, ha tamponato con l'auto un tir. Turista slovacco di 22 anni precipita e muore dal quinto piano dell'Hotel Bauer a Venezia. La caduta dalla scala antincendio che si affaccia sul cortile interno. Sull'episodio indaga la polizia. Venerdì pomeriggio i funerali di Michele Merlo, il cantante di 28 anni morto in seguito ad una leucemia fulminante. La cerimonia è spostata per motivi di sicurezza allo stadio comunale di Rosà. Angherie fisiche e psicologiche a figlia minorenne e marito. La squadra mobile di Padova allontana da casa una madre violenta. La 52enne ha anche dilapidato il patrimonio familiare. Sono 38.756 gli studenti delle classi quinte di 198 istituti che affronteranno a partire da domani le prove orali di maturità in Veneto. Le voci dei ragazzi che stanno per vivere la loro notte prima degli esami. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano le parole del presidente di AIFA, il professor Giorgio Palù, oggi a Venezia, che è tornato sul caso AstraZeneca e ha detto le nuove indicazioni ritarderanno la campagna vaccinale. E poi è intervenuto anche in merito alle somministrazioni di vaccino per gli adolescenti. L'AIFA si è unanimemente espressa nei suoi organi, nelle sue commissioni, per quanto riguarda la vaccinazione eterologa, l'utilità di farla. Aveva già espresso ovviamente quello che era il suo parere per quanto riguarda i vaccini a vettore adenovirale, che è meglio utilizzarli solo sopra i 60 anni, sia AstraZeneca che Johnson & Johnson. Su richiesta del ministro Speranza, ieri AIFA ha certificato come ente regolatore le indicazioni relative alle somministrazioni di AstraZeneca per gli under 60. Questa rimodulazione, spiega il professor Palù, provocherà inevitabilmente qualche ritardo nella campagna vaccinale. Possiamo prevedere che il generale Figliuolo, invece di chiudere il programma vaccinale come aveva promesso, con oltre il 60% della popolazione vaccinata, la ritarderà a settembre. Il presidente AIFA entra nel merito della decisione dell'ente regolatore, chiamato a fare un'attenta valutazione rischi-benefici. Quando il virus circola poco, io non posso permettermi di perdere neanche un solo soggetto che abbia un'età di 30-40 anni, dove i rischi sono maggiori. A proposito dei richiami con Pfizer e Moderna per gli under 60 vaccinati con AstraZeneca, Palù, pur comprendendo lo smarrimento dei cittadini, punta il dito contro la moltitudine di informazioni che hanno caratterizzato questi mesi, poi rassicura. L'eterologa è sicura, nonostante il rapporto dell'Università di Oxford. Sono usciti almeno 6 lavori che dimostrano che quella reattogenicità che si credeva superiore con l'eterologa in realtà non c'è. E mentre il mondo guarda con preoccupazione alla situazione in Gran Bretagna, dove spaventa la variante Delta, il presidente AIFA torna sull'efficacia dei vaccini. Sappiamo però che la vaccinazione, soprattutto con mRNA, è efficace, non solo blocca la malattia, ma blocca l'infezione nel 90% dei casi, la doppia somministrazione. E vi garantisco che anche quei casi che si vedono di variante cosiddetta Delta o indiana nel Regno Unito sono soggetti che hanno avuto una sola dose. È vero, ne hanno riscontrati anche in Finlandia in soggetti bivaccinati, però erano soggetti dell'età superiore a 85-90 anni. Da qui un messaggio ai genitori degli adolescenti ancora indecisi se sottoporre i propri figli alla vaccinazione anti-Covid. È importante vaccinarsi anche negli adolescenti, soprattutto per gli altri, per interrompere la catena del contagio, ed è il modo migliore di far fronte alle varianti. Al tema della vaccinazione eterologa è legato il sondaggio che vi presentiamo stasera. Questo è il quesito al quale vi chiediamo di rispondere. AIFA dice sì al mix di vaccini. Vi fidate? Se la vostra risposta è sì, il numero da comporre è lo 0422 1626 691. Se invece la risposta è no, il numero è lo 0422 1626 690. La chiamata è gratuita, anche se sentite occupato non preoccupatevi, perché la vostra risposta verrà correttamente registrata.
sperata. L'esito questa sera nel corso di Ring. E il professor Palù oggi era a Venezia, a Palazzo Balbi, dove il presidente Zaia ha presentato il Comitato Tecnico Strategico di Veneto Sviluppo, che avrà il compito di pianificare l'economia regionale. Un team di professionisti che dovrà gestire e organizzare la rinascita e la ripresa economica del Veneto post-Covid. A Palazzo Balbi il presidente Zaia ha presentato il Comitato Tecnico Strategico di Veneto Sviluppo, la finanziaria della regione che da quasi 40 anni è accanto alle aziende del territorio per supportarne proprio la crescita. Come accade ad esempio nella sanità, ci sono gli scienziati che danno la direzione, ovviamente danno le linee guida, dopodiché sta a noi, confrontandoci con gli operatori economici, decidere quale intraprendere. Il CTS dovrà essere la guida, lavorando con una visione a 10-15 anni per trovare i modelli di sviluppo adatti. Se noi volessimo mantenere i tassi di crescita visti fino adesso, dovremmo aumentare la produttività in modo esponenziale, cosa che francamente è molto difficile. Questo che cosa ci dice? Ci dice che i vecchi modelli non funzioneranno più, quindi il non più, ma al tempo stesso siamo anche in una condizione di non ancora. Perché? Perché non sappiamo fino in fondo quali modelli dovremo applicare per poter essere, come dire, efficienti ed efficaci nel futuro. Quindi quello che noi chiediamo è avere una visione a 10-15 anni, cioè servono delle lenti per questo binocolo che ci consentano di vedere come potrà essere il mondo tra 10-15 anni. Questo è quello che chiediamo. Fondamentale per una regione con le sue peculiarità e che per questo va capita. L'auspicio è che qui si trovino, che si riesca non solo a capire dove siamo, ma soprattutto a dare delle direttrici per capire dove vogliamo andare. Il Veneto ha dimostrato in questi anni di avere una capacità produttiva davvero straordinaria. Abbiamo delle eccellenze meravigliose. Nel comitato anche il professor Giorgio Palù, virologo e presidente di AIFA. La regione è pronta a investire nel progetto, confrontandosi con le imprese del territorio. Fondamentali per la buona riuscita del progetto saranno anche i 222 miliardi del Recovery Plan. Abbiamo delle imprese eccezionali, dobbiamo solo fare in modo di non intralciare il traffico. Siamo alla cronaca con l'ennesima tragedia sul tratto di A4 tra Portogruaro e San Stino, dove nel pomeriggio ha perso la vita un 45enne trevigiano. È rimasto incastrato nella sua punto bianca dopo aver tamponato violentemente un camion e non ha avuto nessuno scampo un 45enne trevigiano, l'ennesimo morto sul tratto maledetto della 4. Sono da poco passate le 15:30 a pochi metri dal casello di San Stino di Livenza in direzione Venezia quando l'auto tampona il mezzo pesante. Il veicolo si conficca sul retro del furgone, l'abitacolo viene letteralmente schiacciato. Per l'uomo alla guida originario di Valdobbiadene è una trappola mortale. Immediato l'allarme con Autovie Venete che chiude il tratto autostradale nel nodo di Portogruaro San Stino per consentire l'arrivo dei soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco. Per il 45enne però non c'è nulla da fare, non resta che constatarne il decesso. Chiusa l'uscita obbligatoria di Portogruaro per chi proviene da Trieste, così anche l'allacciamento della 28 A4 in direzione Venezia sulla viabilità ordinaria. È il solito caos. Sul posto hanno operato per l'intero pomeriggio i vigili del fuoco, il 118, i mezzi di soccorso meccanico e il personale di Autovie Venete per la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza. A occuparsi dei rilievi la polizia stradale, mentre la società concessionaria fa sapere che al momento dell'impatto non c'erano né code né rallentamenti. Precisazione tutt'altro che scontata trattandosi di uno dei nodi più neri della viabilità nord-est, con il tratto finito nella polemica anche in questa primavera 2021 per l'escalation di incidenti stradali troppo spesso con esiti tragici. E tragedia a Venezia con un turista slovacco di 22 anni che è precipitato e ha perso la vita dal quinto piano dell'hotel Bauer. Indaga su quanto accaduto la polizia. Morte avvolta nel mistero con il corpo esanime di un turista slovacco di 22 anni trovato riverso a terra lungo la tromba delle scale dopo la caduta dal quinto piano dell'hotel Bauer di Venezia, a 2 passi da Piazza San Marco, in pieno centro storico, uno degli hotel più lussuosi della città poco prima di Calle 22 Marzo. Dai primi accertamenti della polizia sembrerebbe trattarsi di un incidente. Il ragazzo sarebbe precipitato dalla scala antincendio dell'hotel nel cortile interno.
Ma la dinamica è ancora tutta da ricostruire e in fase di accertamento, a cominciare dall'orario della tragedia, che è ancora da capire se è avvenuta nel corso della notte. Il ritrovamento del corpo del ragazzo soltanto verso le 9 del mattino, orario in cui è stato dato l'allarme ai vigili del fuoco e alla polizia, quando qualcuno ha notato il cadavere a terra. La polizia sta continuando ad interrogare uno ad uno gli amici del ragazzo per ricostruire la terribile tragedia. Fissata la data dei funerali del giovane cantante vicentino Michele Merlo. Doveva essere il parco di Villa Marchiorello a Rosà il luogo deputato all'ultimo saluto a Michele Merlo, ragazzo rosatese scomparso a causa di un'emorragia cerebrale che lo ha strappato prematuramente alla vita. La cerimonia funebre si svolgerà come preannunciato venerdì 18 giugno alle 5 del pomeriggio, ma allo stadio comunale Tony Zen di Rosà. Un cambiamento di rotta per ragioni di viabilità stradale e ferroviaria, oltre che di sicurezza, dopo le verifiche di questa mattina da parte del sindaco Paolo Bordignon, il vicequestore Elena Peruffo, assieme agli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Bassano del Grappa, della locale stazione dei carabinieri e della polizia municipale. Una camera ardente sarà allestita per la giornata di domani, mercoledì 16 giugno, dalle 9 del mattino alle 4 del pomeriggio al Pantheon della Certosa di Bologna. Alla Camera Ardente, al funerale, è previsto l'afflusso di moltissime persone che amavano Michele e che lo porteranno nel cuore per sempre. Credo che il merito sia di Sant'Antonio, sono le parole del patriarca di Venezia, a poche ore dalla scarcerazione dell'imprenditore Zennaro. In attesa dell'esito dell'udienza per i capi d'accusa mossi a Marco Zennaro, l'imprenditore 46enne che ora è agli arresti domiciliari in un albergo sudanese, il patriarca di Venezia, che più volte è intervenuto sulla questione, esprime la sua gioia ai microfoni di Ring. A poche ore dalla notizia della liberazione di Marco dalla stanza in cui era detenuto da oltre 2 mesi in condizioni disumane, dando il merito a Sant'Antonio, che domenica ha unito le città di Padova e Venezia con il trasferimento della reliquia dalla Basilica della Salute a quella del Santo. Credo che il merito sia di Antonio, di Sant'Antonio, che ha ascoltato non solo la preghiera del patriarca, che certamente è stata accurata, avendo sentito anche la signora, la moglie di Marco, nei giorni scorsi, però penso che tanti abbiano veramente pregato, e Sant'Antonio è quel santo, diciamo, degli impossibili, no? Che riesce a ottenere tante grazie, sapendo che sono, soprattutto per il popolo di Dio, un esempio tangibile dell'amore del Padre. E proseguono le indagini sulla bomba lanciata contro la vetrina di una macelleria a Bagnoli di Sopra, nel Padovano. Un ordigno rudimentale, forse un tubo di plastica riempito di polvere pirica. Queste le prime analisi sui reperti trovati sul luogo dell'esplosione che ha quasi distrutto la macelleria di Bagnoli di Sopra. Un'analisi più dettagliata della bomba utilizzata per l'atto intimidatorio nei confronti del titolare dell'attività commerciale verrà fatta dai carabinieri del RIS, a cui in queste ore verrà inviato il materiale. Nel frattempo proseguono le indagini dei militari della compagnia di Abano Terme, che stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Molti ancora i punti da chiarire, a partire dal movente di questo atto, che per modalità ricorda le intimidazioni di stampo malavitoso. Il macellaio, titolare del negozio, però ai nostri microfoni ha negato di aver ricevuto minacce di qualsiasi tipo. Il negozio era esploso, 3 vetrate anche all'interno, è un gran danno, insomma, non sappiamo chi sia stato. Adesso stanno indagini dei carabinieri che stanno andando avanti, insomma, a vedere com'è la situazione. Il sindaco di Bagnoli di Sopra parla di gesto vile e sta dando tutto il suo sostegno al suo concittadino. Tantissime manifestazioni di sostegno e di vicinanza, non solo alla macelleria ma all'intera comunità di Bagnoli, che ringrazio, posso esprimere la piena fiducia nelle forze dell'ordine a assicurare nei tempi brevissimi il criminale che ha causato questo danno.
Giovedì mattina il sindaco incontrerà il prefetto durante il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Prima, insieme ai commercianti di Ascom Veneto, parteciperà ad un sit-in a sostegno dei negozi di vicinato dei piccoli comuni. I piccoli centri, i piccoli comuni sono vivi vitali se riusciamo a difendere, assicurare, a garantire un futuro ai piccoli negozi, e è per questo che è l'importanza di avere presto una nuova macelleria e una nuova attività. Restiamo a Padova con la vicenda di una madre violenta allontanata da casa dalla squadra mobile, accusata di aver compiuto angherie fisiche e psicologiche nei confronti di marito e figlia. Minacce fisiche, armata di martello o coltello, ma anche psicologiche. Non esitava a colpire la figlia minorenne con la cinghia. Anni di violenza e vessazione taciuti ed emersi casualmente durante il lockdown del 2020. Finalmente, dopo una lunga indagine, una donna di 52 anni è stata allontanata dalla casa di famiglia, colpevole di maltrattare la figlia e il marito. La vicenda ad inizio ad aprile dello scorso anno, quando la volante interviene a Padova per la segnalazione di una lite familiare. Una donna aveva minacciato il convivente, ma dal colloquio con la figlia minore, inizialmente difficile ma via via più tristemente dettagliato, si scopre una storia di angherie fisiche, psicologiche e anche economiche. La donna, di origine straniera, minacciava di uccidere marito e figlia durante il sonno e aveva dilapidato tutti i risparmi. In più occasioni colpiva la piccola con cinghiate. Ora la ragazzina è stata affidata ai servizi sociali. Il padre resta nella casa di famiglia, mentre la madre, oltre all'allontanamento, ha il divieto di avvicinarsi ai congiunti. Voltiamo pagina, parliamo di esami di maturità al via domani, quasi 8.000 gli studenti vicentini coinvolti per questo secondo anno di esame segnato dal Covid. Io avrò l'esame il 29 giugno, quindi ancora mi sto preparando con calma, però sì, abbastanza tranquillamente, non troppa ansia, perché altrimenti vado a rovinare tutto quanto. La sento un po' diversa, anche perché non abbiamo gli iscritti, quindi sì, forse un po' più facile anche. Gaia e Corinne, entrambe maturande del liceo Pigafetta di Vicenza, sono serene, si studia ma in relax, niente a che vedere con le notti insonni prima degli esami. Una maturità anche quest'anno, nel Vicentino sono quasi 8.000 gli studenti coinvolti, dettata dal Covid, non solo per le misure di sicurezza a cui le scuole ormai si sono abituate, l'igienizzante è ovunque, gli accessi sono diversificati, ma per l'esame in sé. Sarà un esame semplificato e ridotto nei tempi perché è costituito da un'unica prova, un orale che tocca le varie discipline. I ragazzi quest'anno hanno avuto un credito molto più alto dalla scuola, diciamo, siamo 60 punti massimo di credito scolastico e 40 punti per l'esame, per cui si capisce che il peso dell'esame viene ridotto. Arriviamo alla fine di quest'anno stanchi ma in qualche modo sereni, rimane il suo significato simbolico e ha tanto più valore con quanta più serietà viene condotto da parte delle commissioni. 2 le novità di quest'anno: educazione civica come materia curricolare che entra di diritto tra le materie dell'esame di Stato e il curriculum dello studente. Intanto è boom di iscrizioni per il nuovo anno scolastico al classico come allo scientifico. Per quest'ultimo, con le misure anti-Covid, vengono a mancare importanti spazi. Noi non siamo in condizione di garantirle in questo momento, perché abbiamo 34 classi e 29 aule utilizzabili. C'è stato il boom del liceo classico, passiamo da 3 sezioni complete, che è il nostro standard, a 4 sezioni complete. Abbiamo avuto oltre 100 iscritti al liceo classico. Boom di veicoli pesanti sulla strada pedemontana veneta, lo confermano i dati del concessionario. Pendolari delle 4 ruote, turisti domenicali e trasporto pesante affollano la strada pedemontana veneta. A dirlo sono i dati che arrivano dal concessionario, che parlano di accessi addirittura triplicati in un mese e mezzo. Quel che salta all'occhio è la presenza di molti veicoli a 5 assi, autotreni e trasporti di grandi dimensioni. Eccezione fatta ovviamente per la domenica, ne transitano sul segmento aperto più di 1.000 al giorno ormai da fine maggio. E questa è un'ottima notizia, perché conferma l'importanza che l'arteria riveste per le aziende del territorio che devono movimentare merci e spostare prodotti. Al momento la colonna vertebrale della pedemontana sembra essere però rappresentata dalle automobili, dato che fin dall'apertura del tratto fra Bassano e Montebelluna si registrano oltre 10.000 transiti di veicoli al giorno, con picchi di 14.000 auto e mezzi considerati leggeri.
Questo dato non cala nel fine settimana, anzi in qualche occasione sale, segno che la pedemontana è comoda tanto per i turisti quanto per i pendolari. Bene anche la categoria dei furgoni e del movimento merci a corto raggio, con una media di quasi 3.000 mezzi al giorno nei periodi feriali. Certo, tutta questa situazione va vista in prospettiva fino a quando non verranno aperti i collegamenti con la A4 a Montecchio e con la A27 all'altro capo di questa opera. Gli addetti ai lavori puntano ad almeno 27.000 transiti quotidiani una volta a regime e la Regione, per voce del governatore Luca Zaia, ha già confermato che a quel punto si potrà iniziare a pensare a sconti sulle tariffe per gli utenti. Prosegue la raccolta fondi promossa dall'associazione Venetinet per riportare a casa il busto marmoreo del doge Giovanni Corner. Ho aderito con piacere all'iniziativa di Venetinet di partecipare all'asta per riportare a Venezia il busto del doge Giovanni II Corner, che oggi si trova in una casa d'aste a Viterbo. Giovanni Corner fu doge per 12 anni ed è un personaggio importante per la storia della Repubblica di Venezia. Continua la campagna di Venetinet per riportare a casa il busto del doge Giovanni II Corner, in carica dal 1709 al 1722, peraltro anche durante l'ultima grande vittoria navale veneziana contro gli ottomani a Corfù nel 1715. Il busto marmoreo, originariamente conservato a Ca' Corner di San Polo, sarà abbattuto all'asta a Viterbo il 24 giugno. Questo reperto artistico era andato perduto, forse trafugato nel periodo napoleonico e ora è stato ritrovato. Riportarlo in Veneto, attraverso la partecipazione all'asta, ha un valore emblematico. Ora, al di là del recupero del reperto, già importante di per sé, si tratta di un'operazione di comunicazione, diciamo così, politica. Venetinet ha reso disponibile un codice IBAN per partecipare alla raccolta fondi, ma il valore del busto va molto oltre la sua stima economica o il suo valore storico-artistico. Secondo l'associazione si sposa con l'attualità della nostra regione, il processo di stallo dell'autonomia largamente votata dai veneti nel referendum consultivo del 2017. Il recupero del busto, allora, deve servire a irrigare attorno a un'identità veneta, espressasi con chiarezza nel referendum e in altre occasioni, che ancora si vuole impegnare a pensare un modo nuovo di autogoverno della regione e potrebbe ispirarsi al modello virtuoso della Repubblica Veneta, almeno da un punto di vista simbolico. Grande concerto venerdì 18 giugno a Cittadella con una banda speciale. Sarà la banda dell'Arma dei Carabinieri, diretta dal colonnello Massimo Martinelli, maestro d'orchestra, a offrire una serata destinata a rimanere indelebile, complice la suggestione delle note eseguite da preparatissimi maestri musicisti, 102 i componenti la banda, una 60 i presenti, complice anche l'alta uniforme e le mura di una città suggestiva come Cittadella. Un ringraziamento va dato all'Arma dei Carabinieri che ci ha aspettato, nel senso che questo evento doveva essere fatto nel 2020, appunto nell'occasione dei nostri 800 anni. Purtroppo tutti sappiamo cos'è accaduto e quindi l'abbiamo rinviato al 2021. Abbiamo avuto la conferma pochi giorni fa che la banda sarebbe venuta a Cittadella, quindi abbiamo organizzato in maniera abbastanza veloce ma precisa affinché questo spettacolo, irripetibile probabilmente per la nostra cittadina, venga fatto in maniera stupenda. Ingresso gratuito, rispetto delle norme anti-Covid, Teatro Campo della Marta di Cittadella. Per i disabili ingresso dal municipio, per tutti gli altri da Via dell'Asilo. Meglio arrivare attorno alle 19 perché l'inizio del concerto è fissato per le 19:30. È il primo concerto della banda dell'Arma dei Carabinieri post pandemia, possiamo dire, è quindi il primo evento per la cittadinanza. L'evento è importantissimo, Cittadella offre una cornice eccezionale, 800 anni delle mura di Cittadella di storia, un quarto 207 anni l'Arma compiuti da poco, un quarto di vita insieme a tutela e a difesa della cittadinanza nel pieno stile Arma. Vi ricordo, prima di salutarci, questa sera appuntamento a partire dalle 21:15 in diretta su Antenna 3 con Ring, in ospiti l'europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti e Elisabetta Gardini dell'Esecutivo Nazionale di Fratelli d'Italia, Federico Canera, assessore regionale al turismo, Alessandro Berton, presidente di Union Mare, e poi Beppe Carletti, fondatore e anima dello storico gruppo dei Nomadi. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio come di consueto alle previsioni meteo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
Benvenuti al meteo. È sempre l'alta pressione a dominare l'Italia, dunque bel tempo ma con qualche improvviso temporale. Andiamo nel dettaglio per capire meglio le aree maggiormente a rischio. Sul Veneto situazione di mercoledì 16 giugno decisamente buona, sarà soleggiato salvo per una locale nuvolosità medio-alta. Maggiori addensamenti sui rilievi, specie su quelli dolomitici, dove sarà possibile anche qualche rovescio o temporale a partire dalle ore centrali. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, massime tra i 27 e i 32 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo poche novità, tanto sole ovunque, cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime sui 28-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui ampio soleggiamento al mattino, dal pomeriggio qualche acquazzone a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime infine sui 31-32 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.